Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. A Fuscaldo le mareggiate danneggiano anche le barriere installate per proteggere case e strutture, opere per 180.000 euro non ancora terminate ma già compromesse. Vediamo. Le prime mareggiate causano danni e disagi. Siamo a Fuscaldo, centro del Tirreno Cosentino. Guardate, queste sono le protezioni installate dalla Regione e dal Comune per salvaguardare case e strutture. Già in passato il lungomare era stato distrutto dal mare in tempesta. Ebbene, queste opere costate 180.000 euro sono servite a poco, visto che le stesse barriere sono state danneggiate dalla furia delle onde. I lavori non erano ancora terminati, ma adesso bisognerà iniziare tutto da capo. E non solo, la mareggiata in località Messinette ha causato danni a molte abitazioni. Vedete, le onde si sono infrante contro i muri delle case, allagando scantinati e anche il lungomare. Il mare continua ad avanzare, da anni è così. Il problema dell'erosione costiera rimane irrisolto, nonostante i 180.000 euro di fondi pubblici investiti per arginare la furia dei marosi, soldi che però, come testimoniano le immagini, sono finiti in mare.